Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'approfondimento politico di 6 maggio si vota, con il quale presentiamo i candidati sindaco di Conegliano e del Coneglianese. Vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di RC Radio Conegliano e in live streaming dal sito www.vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione della puntata odierna. Partiamo subito con il primo candidato di oggi, che è Giovanni Bernardelli, candidato sindaco a Conegliano per la Lega Nord. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te e a tutti i radio e i telespettatori in questo caso. Allora, come al solito partiamo con il nostro 3x4, quindi 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. La politica di oggi è sicuramente un po' assente, sicuramente perché tutto quello che sta accadendo in questi giorni, in questi ultimi mesi, effettivamente, e qui sono il primo a fare anche un mea culpa per quanto riguarda il mio movimento, ha dato adito a molti che effettivamente qualcosa non funziona più, qualcosa si è rotto di collegamento tra la politica e il cittadino. Su questo non c'è ombra di dubbio. Riguarda la Lega, riguarda anche tutti gli altri partiti, nessuno escluso, però per quanto mi riguarda faccio anche un mea culpa. Per cui prima di tutto è questo. Poi sicuramente è un po' anche ipocrita, stiamo guardando adesso quello che sta accadendo a Roma sul discorso dei rimborsi elettorali. Mi pare che nessuno o quasi voglia in qualche modo cedere o mollare, perché sembra che se non ci sono più rimborsi elettorali i partiti muoiono, no? Questa è stata un po' la risposta che ho sentito da destra e a sinistra. La Lega ha detto, per carità, la nostra ultima tranche non la vogliamo, la rifiutiamo, infatti sono un po' interrotte gli accordi che c'erano in Parlamento, però diciamo da destra a sinistra pare che non si voglia rinunciare ai rimborsi, proprio perché la politica vive anche di questo. Dovrebbe essere come in America, dove sono i cittadini o le associazioni che pagano i politici, ma qui è un po' il contrario, pagano direttamente i cittadini senza che neanche se ne accorgano. Ed è anche un po' egoista, per cui da questo punto di vista, altro mea culpa, va detto. Tutto questo include alla fine un egoismo che sinceramente in una fase in cui c'è una crisi spaventosa a livello nazionale, locale, che coinvolge ovviamente anche non solo gli enti locali ma anche tutte le attività private locali, sarebbe anche ora di chiudere un po' i rubinetti a Roma e lasciare un po' più di respiro a livello locale. Pensiamo per esempio all'IMU. È la notizia di ieri, sembra che sia passata, non si sapeva se in 2 o 3 rate, ma alla fine l'IMU, che era nata come un'imposta che doveva raggruppare una serie di imposte e doveva rimanere comunque a livello locale, alla fine è stata trasformata in un'imposta che più o meno finirà sempre comunque nel grande calderone che si chiama Roma. E sappiamo, come una persona mi ha detto l'altro giorno, sarà come buttare l'acqua dentro un cesto. Io credo purtroppo che andrà a finire così, al di là di quello che dice Monti e del suo ottimismo, che sinceramente, per carità, io glielo lascio, ma purtroppo io non riesco ad essere così ottimista. Quindi aggettivi non troppo positivi per descrivere la politica, mentre invece la società di oggi com'è? La società di oggi è preoccupata, sicuramente. Viviamo appunto, come già anticipato prima, un attimo prima, è preoccupata perché non si sa domani cosa accade, ci sono persone in cassa integrazione, ci sono persone che non hanno e non riescono a trovare il nuovo collocamento solo dopo una certa età, ci sono famiglie che non arrivano di conseguenza a fine mese, persone che non riescono a pagare le bollette, ci sono persone che hanno tantissimi problemi. E non ne veniamo fuori, sembra che sia una specie di vicolo cieco dal quale non se ne viene più fuori, per cui è chiaro che la nostra società oggi, anziani, giovani, ma anche meno giovani, anche padri di famiglia, sono tutti ugualmente preoccupati, chi per un motivo o chi per un altro, rendendosi conto perfettamente che risorse ce ne sono sempre meno, anche perché siamo in uno stato, e qua va detto, in cui a differenza dei paesi europei, e lo facevo anche ieri sera in un incontro pubblico questo esempio, a differenza per esempio della Spagna e dell'Inghilterra, dove si sono fatti tagli per l'80% e il 20% sono state imposte, qui praticamente le imposte sono esattamente, l'imposizione fiscale ormai ha raggiunto su queste ultime manovre finanziarie di questo governo l'80% e solo il 20% è fatto di tagli. Forse si doveva tagliare un po' di più piuttosto che setacciare proprio nel vero senso della parola i cittadini e il paese.
Un'altra cosa è la gente è smarrita, perché non sa talvolta a chi chiedere aiuto, a chi chiedere ascolto, a chi ascoltare e a chi rivolgersi per risolvere i problemi, però è anche indifferente, perché c'è ancora tanta gente che nonostante tutto, secondo me, dal mio punto di vista, sta bene, comunque bene, e nonostante questo è ancora molto indifferente nei confronti di chi sta meno bene. Per cui viviamo in una società che ha una doppia faccia, c'è una doppia medaglia, c'è chi sta male, c'è chi sta bene, ma chi sta bene è talvolta indifferente a quello che sta accadendo e al vicino che magari ha problemi, e l'indifferenza la vediamo purtroppo a tutti i livelli. Per cui c'è da lavorare molto su questo, secondo me. Ecco, questo dell'indifferenza forse è uno dei difetti, anzi uno degli aggettivi più pesanti che abbiamo sentito in queste presentazioni dei candidati, che però effettivamente ci sta purtroppo. Questo è quello che penso io. Certo. 3 aggettivi invece per descrivere la sua città, Conegliano. Conegliano è una bellissima città, perché a me talvolta ha fatto male sentire qualcuno che sia non da fuori, attenzione, ma dalla città stessa ne ha parlato tanto male. Conegliano è una città stupenda, certo, ha i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi problemi come qualsiasi altra città del mondo, no? Però quando poi, per carità, il traffico, possiamo tirarne fuori 1000, no? Di problemi, però effettivamente quando qualcuno da fuori, e forse quella è la persona più adatta per descrivere la mia città, perché non è toccata personalmente, certo, da un qualcosa, da un vincolo, e mi dice: ma qui si sta da Dio, qui è bellissimo, qui avete delle colline stupende, il castello, le viste. E allora io dico: beh, allora vuol dire che è una bella città. E quella, secondo me, il mio termometro è quello, la persona che viene da fuori e che mi dice che Conegliano è una città dove si vive bene, dove si sta bene nonostante tutto. Questa è ancora la percezione effettivamente sì. Di chi non vive in città. Esatto, ma ripeto, è il voto migliore che può darmi una persona, è una persona da fuori, non, certo, una persona di Conegliano. Mi fa male quando qualcuno da dentro ne parla male. Anche amministratori, per carità, non solo cittadini comuni, ma anche amministratori. Per cui ecco, sicuramente è una città bella, è una città che nonostante tutto offre moltissimo, perché offre tanto a tutti i livelli, a livello culturale. Conegliano è una città che in questi ultimi 2 o 3 anni ha avuto un'espansione a livello culturale incredibile, abbiamo avuto moltissime presenze a livello turistico grazie alla cultura, alle mostre del cinema, dell'Otto e tante altre mostre, per cui anche da questo punto di vista è una città che riesce ad assorbire turismo. E questa è una cosa importantissima, perché far conoscere la città alle persone che vengono da fuori è il miglior biglietto, è farle conoscere bene, farle vedere che è una città, far vedere a questa gente che è una città bella. Questo fa sì che è pubblicità gratuita nel momento in cui questa persona torna a casa sua e ne parla bene. Per cui noi abbiamo avuto dei riscontri proprio in tal senso, per cui è una città anche accogliente da questo punto di vista. E cos'altro dire? Io non aggiungerei un terzo aggettivo, però insomma penso di aver detto abbastanza su Conegliano. È una città che mi piace tanto, tantissimo. Io ci ho vissuto 30 anni della mia vita, ho vissuto in centro e ne conosco i pregi, i difetti, ma credo che abbia molti più pregi che difetti la mia città. E 3 valori in cui crede invece Giovanni Bernardelli? Io direi tutte e 3 le volte famiglia, famiglia, famiglia. Per me la famiglia è tutto nel senso che mi dà tutto, mi dà la forza di andare avanti, mi dà la forza di candidarmi, mi dà la forza di lavorare, di credere in qualcosa, di vivere tutto, per cui se non avessi mia moglie e le mie 2 bambine forse sarei un po' perso, ma questo riguarda credo un po' tutti, ed è riduttivo magari dire che la famiglia è tutto, ma io credo che veramente si può partire solo dalla famiglia, cioè questo secondo me è il valore fondamentale di tutto. Non ne vedo altri, cioè la famiglia ti offre tutti quegli spunti anche per sostenere quello che fai durante la tua giornata di lavoro, quando arrivi a casa, quando hai le tue preoccupazioni, quando hai i tuoi problemi e quando non riesci magari a risolverli, trovi sempre una soluzione nella famiglia. Anche purtroppo, e sono di questi mesi, i suicidi che hanno sconvolto e coinvolto la nostra anche realtà locale, io credo che se dietro magari ci fosse stata più unità familiare, talvolta magari non è servita, magari perché il dolore era troppo forte magari in certe persone da sopportare, no? Ma se ci fosse stato magari più nucleo familiare, forse qualcosa di positivo, forse non ci sarebbero stati tanti suicidi, ecco, che mi hanno personalmente sconvolto.
certo, quindi nella famiglia si può dopo, poi trovare tutto il resto. Ripeto, altri valori sono il volontariato, sì. sono il buon senso del padre di famiglia, anche traslato anche a livello amministrativo, quello di dire io ho 100, devo pensare a buon padre di famiglia cosa devo fare prima di tutto per garantire ai miei cittadini e alla mia città di vivere dignitosamente. Per cui il volontariato appunto è un altro dei tanti valori, dei buoni valori che ci sono. Abbiamo tantissime associazioni di volontariato conegliano, io ne ho fatto per i miei anni parecchio, ed è gratuito, ma è la cosa più bella che una persona possa dare, perché proprio perché è gratuita non viene richiesto nulla, viene richiesta solamente disponibilità, tempo, e ne abbiamo ancora tanto bisogno, ma ce n'è ancora. Comunque siamo all'avanguardia, perché noi coneglianesi e comunque veneti siamo i numeri 1 in questo senso, in tutta Italia. E quindi al netto di questo 3x4, Giovanni Bernardelli perché ha scelto di candidarsi? Allora, qui sarebbe lunga la faccenda da raccontare. Sicuramente quando mi hanno proposto di candidarmi io ho accettato subito. La sfida è complessa, è difficile, perché abbiamo di fronte prima di tutto due personaggi che sono Zamboni e Fogliadelli, che hanno molte persone che li sostengono, molti denari da spendere, molti finanziamenti probabilmente, perché io faccio quello che posso con quello che ho. Però ripeto, gli altri candidati li ho conosciuti ieri sera, perché prima non li conoscevo, conosco Zanella. Per carità, sarà una sfida difficile, è una sfida che io voglio assumermi in pieno, e certamente l'amore per la città è quello che mi ha spinto, perché so che posso dare ancora molto a questa città. Io personalmente ho fatto 12 anni in consiglio in passato, e sento che sulla base dell'esperienza che ho fatto, sulla base del fatto che personalmente so di poter dare ancora qualcosa, posso dare quel surplus, quel valore aggiunto alla città che ha bisogno, perché ripeto, non ha tanti pregi ma anche alcuni difetti, insomma, la nostra città. Per cui il motivo è stato che ho sentito molte persone vicino a me, e le sento tuttora anche nel mio profilo Facebook, nel mio profilo come candidato sindaco. Sento che le persone mi sostengono nonostante tutto ad andare avanti e a tenere duro. E quindi questo dà poi la spinta per continuare. Certo. 6 maggio si vota, stiamo conversando con Giovanni Bernardelli, candidato sindaco a Conegliano per la Lega Nord. Vi rispetta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche il live streaming dal sito www.vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione della puntata. Entriamo adesso nel vivo del programma e delle proposte di Giovanni Bernardelli e partiamo con il sociale. Che cosa c'è da fare a Conegliano? Cosa si può fare di più per il sociale? Allora, Conegliano, va detto, fa già abbastanza, molto direi, da questo punto di vista. Il sostentamento alle famiglie che hanno bisogno, alle persone che hanno bisogno, nei confronti degli anziani, non è mai mancato in questa città. Anche del bilancio comunale ricordiamo che comunque ciò che riguarda il sociale è il primo punto sempre che va salvaguardato, cioè le risorse che abbiamo, che sono pochissime, saranno sempre meno andando avanti, vengono comunque accantonate per garantire i servizi sociali alla cittadinanza che ne ha bisogno. Siamo all'avanguardia in tanti ambiti, sicuramente abbiamo bisogno comunque di sostenere ancora tantissime iniziative, soprattutto quelle anche di volontariato, ricollegandomi, per cui iniziative che riguardano i giovani ma anche gli anziani. Ieri sera facevo l'esempio del pedibus, piuttosto che dei nonni vigili, piuttosto che di sostenere iniziative che vanno ad istituire centri diurni per anziani. Cioè ne abbiamo ancora di strada da fare, ma sicuramente ne abbiamo già fatta molta, e Conegliano da questo punto di vista, va detto, è all'avanguardia, ha sempre sostenuto da questo punto di vista coloro che ne avevano bisogno. È chiaro che per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia lista, noi siamo convinti che comunque delle priorità vadano date, anche dal punto di vista, piaccia o meno a qualcuno, della residenza. Noi abbiamo fatto un motivo molto forte anche sulle case popolari, no? Abbiamo messo all'interno del regolamento la possibilità che... modificato il regolamento. Certamente, abbiamo detto chi sta qui da generazioni ed è senza un lavoro, si trova in condizioni disperate, ha più diritto di altri che sono qui magari da qualche anno, perché non è giusto che una persona che è qui residente da generazioni venga scavalcata da qualcun altro che è arrivato qua ieri sera. Non è cattiveria, non ce n'è per tutti, talvolta vanno date queste precedenze. Sì, in città effettivamente non ce n'è per tutti. Non ce n'è per tutti, non ci sono case per tutti. No, siamo oltre 36.000 abitanti,
il flusso migratorio è stato molto forte in questi ultimi anni. Si è calcolato che circa oltre il 10% della popolazione coneglianese, intesa come nati a Conegliano e da qualche generazione, sono usciti dalla città, ed è stato calcolato che altrettanta popolazione che non è nata a Conegliano, che viene da fuori e dall'estero, è entrata in città negli ultimi anni, per cui sono cambiati anche gli aspetti sociali della città che prima non esistevano. Per cui, non è facile talvolta condividere certe iniziative di talune persone perché non hanno la nostra cultura e detto, siamo diversi da questo punto di vista, ma ce ne rendiamo conto perfettamente quando magari una persona vive. A me è successo con degli amici che mi hanno raccontato di problemi che hanno avuto anche in certi condomini, dove ci sono delle persone che cucinano di notte piuttosto che si mettono a pregare sui pianerottoli, per cui è chiaro che noi queste cose non le facciamo. Ecco, dal punto di vista della sicurezza, tema che poi può anche essere collegato al sociale, sì. C'è ancora da fare a Conegliano? Oltre agli occhi elettronici? Guardi, sì, occhi elettronici ce ne sono molti, sì. Probabilmente vanno maggiormente diffusi ancora in alcune aree della città, ma credo che ce ne sono già abbastanza e svolgono, credo, appieno il loro dovere. La cosa che possiamo fare per la sicurezza è aumentare l'illuminazione laddove non ce n'è ancora, o ce n'è scarsa, o ce n'è di scarsa, perché ci siamo resi conto che l'illuminazione, per quanto poco, è un deterrente a coloro che vogliono delinquere, piaccia o meno. È una delle pochissime cose che fa sì che qualcuno prima di compiere un reato ci pensa due volte. Per cui l'illuminazione pubblica da aumentare in certe aree, e sicuramente mettere dei divieti nei bivacchi per quanto riguarda il nomadismo, e ne abbiamo purtroppo di problemi, ne abbiamo avuti nella zona industriale, quella che è confina tra Conegliano e Vittorio Veneto. È successo proprio ieri mattina, anzi lunedì è stato fatto sgombrare un campo nomadi non lo sapevo, per cui di 8 carovane. Istituire dei divieti ben precisi, per cui in questo senso assolutamente. Mi viene in mente la zona Biscione, alla quale tengo moltissimo. Abbiamo visto che il mercato dell'agricoltore, fatto 2 volte alla settimana, è un ottimo deterrente per allontanare i malavitosi che purtroppo in quell'area ci sono e persistono. Allungare i tempi del mercato dell'agricoltore potrebbe essere un'idea, anche perché va molto bene il mercato oltretutto, per cui potrebbe essere un'ottima idea come ulteriore deterrente per fare sgombrare queste aree da persone che si dedicano alla malavita e comunque compiono reati. Ci sono stati dei grossissimi problemi con Biscione. Quindi riappropriarsi un po' delle aree un po' più dimenticate della assolutamente sì, e ripeto, è un problema molto sentito questo anche dalla cittadinanza. I furti sono aumentati a dismisura negli ultimi periodi, anche se qualcuno magari dice che viviamo in una oasi felice, non è così. E quello che possiamo fare, so che è un consiglio molto limitato, ma è quello che talvolta mi hanno detto anche le forze dell'ordine: tenere le luci accese, chiudere tutto, anche le imposte, anche se si esce per 10 minuti, perché ci sono persone che sono così specializzate nei furti che ti controllano e in 10 minuti riescono a portarti via tutto e tu neanche te ne accorgi. Per cui è un consiglio povero, limite, ma è quello che si può fare con quello che abbiamo. Pratico. Talvolta, perché le forze dell'ordine fanno moltissimo nella nostra città, collaborano moltissimo tra di loro, però talvolta purtroppo non basta la loro azione, perché la vita è sempre più specializzata e diffusa. Certo. In tema di opere pubbliche e di infrastrutture, sì. Conegliano, che cosa c'è ancora da fare da questo punto di vista? Cosa c'è da finire piuttosto? Forse? Allora, noi siamo, per quanto riguarda i grandi centri commerciali, diciamo no, basta, è chiusa, è una faccenda, è una storia chiusa. Anche a livello regionale c'è una precisa disposizione che vieta la costruzione di grossi centri commerciali, anche perché credo che ne abbiamo già abbastanza. Io ho sempre avuto dei grossi dubbi anche sul CONE. Io al tempo al Consiglio non votai a favore del CONE, se devo dirla tutta, per cui avevo delle perplessità al tempo, come l'aveva il mio partito, e di conseguenza diciamo stop a questo. Adesso abbiamo la bretella di Parè che sta avanti, che dovrà finalmente cantierata, dovrà avere termine a breve, e quella aiuterà moltissimo lo scorrimento in quell'area, che è un'area importantissima, e di conseguenza faremo quello, se è eletto sindaco, si farà quello che si può fare anche con le risorse che abbiamo, perché non dimentichiamoci che noi fino adesso il nostro comune ha sempre rispettato il patto di stabilità e le regole previste dal patto di stabilità. Abbiamo un bilancio, nonostante tutto, ancora che tiene ancora buono, però le risorse sono quelle che sono. Se dobbiamo prima di tutto garantire il sociale,
non ci rimangono tanti altri soldi per garantire il resto. Quello che va fatto sicuramente però, ed è uno dei primi punti, l'abbiamo messo anche nel nostro volantino, è dedicarsi alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi, perché è la cosa che, che i coneglianesi mi hanno chiesto di più in questo mese, da quando hanno saputo che io ero candidato. Cioè mi stanno facendo una pressione in tal senso incredibile, vuol dire che è veramente un problema grosso, ed è vero, la realtà, perché se uno gira per il centro se ne rende perfettamente conto che è un problema che esiste, che c'è, insomma. Certo. E invece per quanto riguarda l'ambiente e la valorizzazione del territorio, avete in mente qualche proposta? Allora sì, noi dobbiamo, dal punto di vista turistico noi offriamo moltissimo, ho detto all'inizio, Conegliano è una città stupenda, che non ha bisogno di presentazioni, una città che offre ancora moltissimo. Credo che dobbiamo sfruttare ciò che di più bello abbiamo, che sono le colline, sono le iniziative che riguardano le mostre del Prosecco, sono tutte quelle iniziative che abbiamo in casa, perché abbiamo la fortuna di avere qualcosa di naturale da sempre. E vanno sfruttate queste iniziative anche per il discorso occupazionale. Io sono convinto che se sfruttate bene, io ho visto all'estero come fanno in Francia, come fanno piuttosto in Spagna, sempre con il vino, se noi riusciamo ad adattare quelle loro iniziative al Prosecco, sono sicuro che noi possiamo creare, non è una battuta facile, ma possiamo creare anche occupazione di cui purtroppo in questi ultimi anni abbiamo un estremo bisogno, perché le cose sono radicalmente cambiate. Per cui tra virgolette, passatemi in termine, non voglio dire sfruttare, ma incidere ancora di più sul turismo è una cosa che va fatta per il nostro territorio, senza ovviamente andare a intaccarlo dal punto di vista dei nuovi immobili, per carità, rimaniamo fuori da questo discorso. Abbiamo toccato anche il tema della cultura, il tema dell'immigrazione, dell'associazionismo. Giovanni Bernardelli, dal punto di vista delle scuole, lei ha 2 figlie piccole, sì. Le scuole di Conegliano non stanno messe benissimo, si può fare qualcosa limitatamente alle risorse a disposizione del comune? Si può fare, ripeto, esattamente come ha detto lei, limitatamente a quello che si ha, per cui è difficile oggi promettere che possiamo mettere in ordine determinati plessi scolastici. In questi anni sono nate delle scuole nuove, abbiamo la fortuna di avere istituti anche d'eccellenza come l'enologia ad esempio. Certamente sulla base di quello che abbiamo si farà il possibile, però ripeto, secondo me, ma io non parlo per me, parlo anche per tutti gli altri candidati sindaci, sarà fondamentale adoperare il buon senso del padre di famiglia, perché soldi ce ne sono pochi, vanno adoperati per quello che c'è di essenziale da fare, bisognerà stringere i denti da qualche parte e da qualche altra parte si potrà fare qualcosa. Certamente anche le scuole, di cui i nostri figli hanno un estremo bisogno, vanno in qualche modo salvaguardate e sostenute. Per quello che si potrà fare lo faremo. Allora, giro di boa, cambiamo tono della conversazione, stiamo conoscendo meglio Giovanni Bernardelli, candidato sindaco a Conegliano per la Lega Nord. Siamo in diretta sulle frequenze di RC Radio Conegliano e in live streaming sul sito www.vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione della puntata. Cambiamo, dicevo, tono perché cerchiamo di capire qualcosa di più dal punto di vista personale di Giovanni Bernardelli, e allora le chiedo qual è il suo libro o il suo autore preferito? Oddio, io posso dire tempo da dire, ho tantissimi libri che ho comprato in questi ultimi anni, ma con 2 bambine piccole non è facile la sera dedicarsi alla lettura. Però ultimamente mi sono ripreso in mano un libro che avevo preso anni fa, che io amo tantissimo, che è Illustrissimi di Albino Luciani. Sono una serie di lettere che Albino Luciani scriveva, Papa Paolo I, che scriveva così di fantasia a dei personaggi particolari di sua fantasia. Ed è un libro che mi ha sempre dato una mano anche dal mio punto di vista umano e dal punto di vista del tirare avanti, di credere in qualcosa, in quello che si fa, nonostante tutto, nonostante le difficoltà. Per cui ecco, questo è l'ultimo libro che ho ripassato l'altro giorno, mi è passato per mano, ce l'avevo alla mia libreria, ma ripeto, ho ancora tanti libri da leggere e purtroppo non riesco a trovare il tempo di farlo. Questo mi dispiace infinitamente, questo sì, mi dispiace. Ma il tempo verrà, nel senso che le figlie cresceranno? Il tempo verrà, le figlie cresceranno e leggeremo assieme. Io adesso esatto. Ho le bambine piccole, una 6 anni, una 4 anni, ma appena avrò tempo sicuramente
ne ho dei libri da tirare fuori anche per loro. Per ora leggo le favole, quello sì. Te ne leggo, ne ho una catasta a casa di favole per bambini. Anche quelle insegnano. Anche quelle insegnano. L'altro sera la nostra amica l'altro giorno ci ha regalato un libretto di preghiere, per cui è doppiamente interessante e leggiamo quello la sera, ma perché da un lato è interessante, dall'altro anche importante. Certo, così si può stare anche insieme. Sì. E invece le chiedo canzone o cantante preferito? Oddio, la mia cantante preferita è sempre Emilia, non ho dubbi in tal senso, per cui per me è la regina, è il numero uno e a me piace tantissimo ascoltarla. Immortale. Altro che, per sempre. E invece il periodo storico preferito? Il periodo storico preferito? Qui potrei rispondere io. Lo sa già, immagino. Ma lo dica lei. È il periodo della Serenissima, ovviamente, un periodo lunghissimo che è durato 1100 anni, un periodo di cui nessuno parla poco, la gente parla poco, a scuola si insegna pochissimo, è la più antica repubblica del mondo e non si è mai capito perché nei testi scolastici se ne parla così poco. È stato un periodo fiorente per il nostro Veneto, non si è mai capito perché appunto nelle nostre scuole questo passaggio avviene in pochissimi giorni, si parla tantissimo di unità d'Italia, ma si parla pochissimo di 1100 anni di storia, non di 150 anni. E questa è una storia nostra, e questa che è una cosa che mi fa male, no? Perché se fosse una storia di uno che è vissuto in Australia, per carità, stiamo parlando della nostra terra, del nostro passato, di tutto quello che c'è dietro di noi, per cui io l'ho scoperto anche in un viaggio in Brasile. Ci tengono molto di più lì i nostri avi che qui in Veneto, alcuni nostri veneti. Questa è una cosa che fa molto male, ma ripeto, quello è il mio periodo storico preferito, per cui fino al 1797. Ecco. E allora alla fine della nostra chiacchierata con Giovanni Bernardelli ci sono queste due domande a sorpresa con risposta flash. Sì, oddio. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare? No, assolutamente no. Gandhi diceva: un genitore saggio lascia che i figli commettano errori, è d'accordo? Parzialmente, perché dagli errori si può crescere, si può capire dove si sbaglia, perché se altrimenti si protegge troppo il figlio è sbagliato anche quello. Per cui probabilmente è meglio fare in modo che il figlio compia un errore per capire dove ha sbagliato, perché se io padre continuo a proteggerlo il figlio non capirà mai. Per cui sono parzialmente d'accordo con Gandhi. Grazie a Giovanni Bernardelli, candidato sindaco a Conegliano con la Lega Nord, per essere stato con noi. Grazie a voi. E adesso proseguiamo con la presentazione del secondo candidato di oggi, che è Ennio Casagrande, candidato sindaco a Tarzo per la lista Uniamo Due Comuni, Tarzo Rivinelago. Buongiorno e benvenuto. Ciao a tutti. Allora, scusi l'attesa, adesso voltiamo pagina, andiamo sulle colline, anzi insomma, Pline, per parlare appunto di Tarzo. Allora, partiamo subito anche con lei con il 3x4, quindi 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Per me che la politica sembra un satellite al di fuori della realtà. Questo è il primo aggettivo che penso appunto di dare. Il secondo è impreparata. Io ho conosciuto i politici della Prima Repubblica e non ha niente a che fare con questi qua che sembrano dei scolaretti guidati dai vari B, i 3 B che conosciamo, e lasciati solo sembrano dei scolaretti, quindi impreparata, secondo. E il terzo, lo sanno tutti, è una casta che pensa solo al suo tornaconto, basta vedere cosa sta succedendo, quindi loro minimamente si accorgono che esistono gli italiani con una difficoltà e con un altro. E allora 3 aggettivi invece per descrivere la società di oggi? Secondo me, io ho già 60 anni, ho una certa esperienza, penso che la società d'oggi sia già intanto abituata male, perché non è abituata a conoscere il periodo di sacrificio. Io mi ricordo che da piccolo ognuno pensava magari di farsi la casa, di questo qua, invece che sembra che oggi il problema più importante siano i viaggi all'estero, le ferie, le vacanze. Secondo me appunto è un po' troppo abituata male, poi è preoccupata e senza prospettive. Questo, secondo me, la creatività che noi italiani esportiamo, questa creatività non la mettiamo in atto in questi momenti di difficoltà. Quindi ho fiducia nei giovani, perché nella politica non ne ho più,
Infatti la mia lista che proporrò è una lista di giovani, io sono il più vecchio e tra l'altro penso di essere all'ultima esperienza amministrativa proprio per lasciare a questi 7 giovani un qualcosa che lascio e che loro proseguiranno. Poi il terzo aggettivo, non l'avevo detto, è un po' egoista, infatti vedo che la società è un po' egoista, quando uno vede risolti i suoi problemi non pensa ai problemi degli altri. Quindi si pensa star bene a se stessi e non agli altri. A quello che si sta vicino di casa. 3 aggettivi per descrivere il suo paese, Tarzo. Anch'io utilizzo la Repubblica Veneta per descrivere Tarzo, perché la chiamava il bello stare, e è il bello stare, il paese del bello stare, il primo aggettivo, poi il secondo direi è l'unico per quel che riguarda la provincia di Treviso che ha un insieme di caratteristiche proprio uniche, è al centro del Triveneto. Noi siamo equidistanti da Cortina, da Venezia, da Verona, eccetera. Poi è al centro della zona del Prosecco, è in mezzo tra Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Quindi è unico sotto questo punto di vista e poi proprio al centro, è al centro di queste cose che secondo me danno un qualcosa di unicità e di differenza rispetto a tutti gli altri comuni della provincia di Treviso. E allora 3 valori in cui crede invece Ennio Casagrande? Quelli, io sono un cattolico praticante, faccio parte anche di un partito che si batte per la famiglia, il primo posto è la famiglia. Io sono padre di 3 figlie, ringraziando Dio hanno scelto di studiare, una è architetto e lavora a Melbourne in Australia, un'altra è l'ultimo anno in medicina e andrà a lavorare in Germania, la più piccola è a Ferrara, all'ortopedia, quindi ritengo che al di là dei momenti elettorali è una vita intera che io penso alla famiglia e quindi sì, questo è senz'altro. Poi al secondo posto io metto la patria, perché io ho giurato 7 volte fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue leggi, prima come atleta, poi come dipendente una volta pubblico, poi 3 volte come sindaco, poi come ufficiale dei carabinieri, poi come soldato, e quindi io ho giurato 7 volte e quindi non mi vergogno di portare la fascia tricolore perché fa parte di me. E il terzo punto, il terzo aggettivo, il terzo valore diciamo è la libertà. Libertà che ha fatto parte della mia vita facendo anche delle scelte a volte particolari come quella di adesso, di essere libero da condizionamenti politici quali potevano essere da una parte la Lega o dall'altra il PD. La nostra lista non ha simboli, non ha partiti, anzi pensa a far risparmiare la gente e a fargli pagare meno tasse, poi casomai se per caso non dirò come. Certo, e quindi tirando le somme di questo 3x4 perché ha scelto di candidarsi anche se in parte l'ha già detto? Sì, prima di tutto ho visto anche le vostre notizie e ho visto che l'ex sindaco di Conegliano, l'ex sindaco di Segusino, l'ex sindaco di Santa Lucia e tanti ex sindaci, poi mi dà coraggio anche il sindaco di Rimini Lago, nostro confinante, che lui a 74 anni si sente giovanissimo, io mi sento bambino rispetto a lui, quindi ho detto beh, c'è una voglia di riscoprire questi ex, io sono un ex sindaco, questo è uno dei motivi, ma soprattutto penso che, e poi in realtà mi hanno dato anche ragione, non dobbiamo appunto dipendere secondo me da questi partiti che sono screditati sotto tutti i punti di vista. E avendo dato il nome Uniamo 2 comuni, Tarzo, Rimini e Lago, solo nel nome c'è tutto il nostro programma. Infatti poi la domanda che volevo farle è proprio questa: qual è il significato del nome della vostra lista? Il significato è questo: io già come vice sindaco e assessore ai lavori pubblici dell'amministrazione uscente avevo fatto una mozione in consiglio comunale che si pronunciasse in tal senso, cioè quando siamo avuto le avvisaglie delle difficoltà economiche, quando si parlava di ridurre i costi della Pulsor, cioè quando siamo avuto le avvisaglie delle difficoltà economiche, quando si parlava di ridurre i costi della politica, io ho detto noi cominciamo dal basso, cominciamo da qua da noi, e ho fatto così appunto un calcolo che se i 2 comuni
tra l'altro Revinellago ha 2.200 abitanti e noi ne abbiamo 4.700, si mettessero insieme noi risparmieremmo 1.000 euro al giorno, 1.000 euro al giorno, 360.000 euro all'anno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi con questo potremo senz'altro questo risparmio dedicarlo al sociale con denaro, non con parole, perché con parole lo dedichiamo tutti, con denaro che si risparmia dai costi della politica. E allora adesso facciamo la nostra svolta perché entriamo nel dettaglio dei programmi e delle proposte. Vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche in live streaming dal sito www.vivetv.it. Entriamo appunto nel vivo del programma di Ennio Casagrande, candidato sindaco a Tarzo con la lista Uniamo Due Comuni, Tarzo Revinellago. E partiamo dal tema del sociale. Quali sono le proposte della sua lista in questo senso? Ecco, anche nel nostro simbolo c'è il simbolo del MEDA, che è il Movimento Europeo Diversamente Abili. Quindi già il programma si vede da questo. Inoltre aggiungo che nel nostro territorio, proprio perché è del bello stare, abbiamo 2 consistenti case di riposo, con i quali abbiamo iniziato dei dialoghi di collaborazione in questo senso. Noi il sociale lo vediamo soprattutto aiutare prima di tutto le persone che hanno difficoltà, che hanno disabilità e che sono anziane. Quindi una interattività tra le 2 case di riposo e il resto del territorio comunale per noi è logica. Non a caso abbiamo acquisito dei territori e penseremo di fare anche dei percorsi che portano dalle case di riposo ai laghi per dare queste possibilità, ma un po' su tutto il territorio, che casomai c'è occasione dirò anche più avanti, soprattutto per far convivere insieme chi ha problemi e chi non ne ha. Per quanto riguarda le difficoltà dal altro punto di vista sociale, difficoltà economiche e altro, io penso che abbiamo già iniziato, adopereremo casse integrati o altre persone con difficoltà di lavoro per le opere pubbliche, visto che opere pubbliche non ne faremo molte, ma saranno anche di semplice attuazione, quindi potremo adoperare direttamente questo, legge permettendo, perché a volte la legge è più complicata di quello che sembra. Visto che ha citato le opere pubbliche, facciamo un passaggio su queste e poi torniamo sul tema della sicurezza. Quali sono le vostre proposte e cosa c'è da fare eventualmente a Tarzo in questo senso? Beh, per quanto riguarda le opere pubbliche, io come ex assessore ai lavori pubblici e al patrimonio, dico che in questi anni abbiamo fatto parecchio e continueremo per completare quello che magari non abbiamo potuto completare. Ma mi piace qui immaginare la suddivisione del nostro territorio in 3 parti, cioè la parte diciamo di pianura verso Corbanese eccetera, dove noi abbiamo in corso un centro polifunzionale che avrà come cardine il Prosecco, è un prodotto del nostro territorio e come ripeto siamo nel cuore del Prosecco, se non ci pensiamo noi chi deve pensarci. E quindi, ma però in questo stabile dove lavorerà senz'altro la Proloco e le varie associazioni che si impegnano anche per altre iniziative, ci sarà un'attività proprio per i particolari prodotti locali che possono dare. Noi ne abbiamo addirittura anche l'olivo su alcune parti che abbiamo tra i rari frantoi presenti, ma c'è anche il fico di Tarzo, ecco, questa dovrà essere la parte che valorizzerà i prodotti agricoli. Poi la parte centrale è fatta di 1000 colline, dove noi riattiveremo alcuni percorsi che erano un tempo di collegamento, poi sono stati modificati o fatte strade nuove, ma recupereremo questi proprio per i percorsi ciclopedonali o altro, ma a differenza degli altri comuni li adatteremo proprio ai diversamente abili, in quanto puntiamo a livello europeo su un turismo anche per i diversamente abili nel nostro territorio. Anche perché, non so se siete a conoscenza, da noi passa quel famoso percorso pedonale Monaco-Venezia, dove circa 4.000 tedeschi passano sul nostro territorio e noi faremo in modo di farli fermare piacevolmente qualche ora in più. Quindi Tarzo diversamente turistica, possiamo sì. coniare questo nuovo termine? Sì, penso che sia l'unica nostra prospettiva, non abbiamo mai puntato su industria
o su altro, agli turisti. Allora invece in tema di sicurezza, com'è la situazione a Tarso e che cosa si può fare per migliorare la sicurezza dei cittadini? Ecco, io in questo campo parlo anche da ex ufficiale dei Carabinieri. Al di là delle soluzioni che vengono poste ovunque, noi dal punto di vista strategico abbiamo piazzato appunto delle telecamere ai 4 punti d'entrata del nostro territorio e nei punti più strategici. A parte questo non abbiamo grosse difficoltà se non quelli dei furti frequentissimi, e io propongo una cosa molto semplice, una maggior collaborazione tra famiglie, perché noi riusciamo in qualche modo, certo collaborazione con Carabinieri e altre forze dell'ordine, ma vedo che l'unica soluzione è proprio noi non abbiamo problemi di condomini o ci sono case, casette che magari il vicino può con un certo più di collaborazione risolvere certi problemi che si sono presentati in questi anni, ma altri grossi problemi non ne abbiamo. Certo, quindi una collaborazione appunto tra i residenti. Allora, ha già parlato di opere pubbliche e di infrastrutture e in parte anche di ambiente e valorizzazione del territorio con questi nuovi percorsi. Dal punto di vista culturale ci sono dei programmi? Dal punto di vista culturale, sempre però agganciandoci a questo, noi abbiamo creato assieme al Comune di Revine Lago, ecco il perché anche del nome, il Parco dei Laghi. E in questo parco, oltre al Parco del Libellette, che è una struttura che ormai viene visitata da 40.000 persone all'anno, approfittando di questo percorso, diciamo, Monaco-Venezia, non la Venezia-Monaco ma l'inverso, e noi abbiamo intenzione di recuperare una ex scuola a Ostello della Gioventù per far conoscere appunto il nostro territorio, ma soprattutto le attività culturali che ci sono. Noi abbiamo una proloco, anzi 2 proloco, ma molto attive. Noi abbiamo la fortuna di avere la Banca Prealpi che ha la sede là, è nata a Tarso, e da questo punto di vista ci aiuta e questa è soprattutto la collaborazione. Iniziative particolari ce ne sono già tante e la nostra idea è quella di forse di ridurne, ma farle di un livello un po' superiore. Invece dal punto di vista dell'immigrazione, com'è la situazione a Tarso? Beh, l'immigrazione c'è, esiste, qualche problema ci ha comportato, però possiamo dire diversamente di città più grosse o altro, è sotto controllo, nel senso che la gente è visibile, notiamo che i primi a perdere il lavoro sono questi immigrati, e quindi in qualche modo anche adesso e penso in futuro li aiutiamo in questo senso. Lavora, fai qualcosa per la comunità e ti aiutiamo. Non siamo assistenzialisti, senz'altro. Per quanto riguarda invece i giovani, quindi l'associazionismo, i punti di aggregazione, ma anche le scuole, c'è qualcosa da fare? Noi le scuole abbiamo completate quest'anno, cioè dal punto di vista scolastico abbiamo rimesso a nuovo un complesso che avevo iniziato negli anni 80 quando ero sindaco e l'abbiamo completato adesso quando ero vice sindaco, e è una struttura dove può contenere appunto gli studenti di Tarso, Revine Lago e anche una parte del comune di Cison, e c'è un consistente palazzetto dello sport, l'area attrezzata con anche campi esterni, e quindi secondo me è valida per 2 comuni. Poi per quanto riguarda la zona sud di Corbanese abbiamo un'altra scuola elementare che ha solo bisogno di ritocchi dal punto di vista sismico, dei quali abbiamo avuto già un finanziamento e inizieremo a breve. Adesso è il momento della svolta, siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano con 6 maggio si vota, l'approfondimento politico per conoscere meglio i candidati sindaco di Conegliano e del Coneglianese. Stiamo conversando con Ennio Casagrande, candidato sindaco a Tarso con la lista Uniamo 2 Comuni, Tarso, Revine Lago. In realtà Ennio Casagrande è già conosciuto a Tarso perché appunto è vice sindaco uscente ed è stato in amministrazione anche negli anni precedenti, però per i nuovi tarzesi, si dice così, tarzesi? Tarzesi, sì. Proviamo a conoscerlo meglio anche dal punto di vista personale. Vi ricordo che poi la puntata di oggi la potrete trovare registrata da questo pomeriggio su vivetv.it.
Allora, Ennio Casagrande, qual è il suo libro o autore preferito? Premetto che io fin da giovane, non so per quale motivo, ho avuto l'opportunità di conoscere gli autori russi. Tra l'altro io scrivo e leggo e parlo russo, non tanto, ma quel che è sufficiente. Faccio solo un esempio: in quinta elementare ho portato per italiano dei lavori di Tolstoi. Alle medie e alle superiori ho portato il Dostoevskij. Quindi il Dostoevskij mi è interessato, ma sa, anche perché, non solo perché ho letto i fratelli Karamazov oppure Delitto e Castigo o altro, ma perché ho visitato i luoghi in cui questi libri sono stati scritti, a San Pietroburgo, a Mosca, eccetera. Li ho visitati tutti, anche sì, per interesse personale, ma anche per capire, e infatti avevo la guida che mi indicava i posti dove proprio Dostoevskij aveva scritto e descritto queste posizioni. E quindi c'è un legame particolare. E invece la canzone o il cantante preferito? Beh, a me piace la musica e piacciono parecchi cantanti, però c'è una canzone che mi piace particolarmente, è Cyrano di Guccini. È una delle canzoni più lunghe, non so se sapete, dura 8 minuti e mezzo, e infine saluta con un ringraziamento e un apprezzamento alla moglie. E infine il periodo storico preferito? E per me, io sto scrivendo un libro sulla storia della mia famiglia che si chiama Radis Pure, e parte appunto dalla Repubblica Veneta, eccetera, però a me quello che piace di più è il periodo che va dalla ricostruzione dell'Italia dal 1943 al 1963. In quel periodo l'Italia ha dimostrato che in caso di difficoltà ci si può riprendere e ci si può diventare la sesta potenza al mondo. E quindi dà speranza, sì, anche al periodo di adesso. In conclusione, per concludere appunto la presentazione di Ennio Casagrande, candidato sindaco a Tarzo con la lista Uniamo due comuni Tarzo Revinelago, 2 domande a sorpresa, anche lei con risposte flash. Lei le ha già sentite, ha avuto forse modo di prepararsi. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare? Dipende dal carattere, sostanzialmente no. Gandhi diceva: un genitore saggio lascia che i figli commettano errori, è d'accordo? Sì, sono d'accordo, perché ho provato anche con mie figlie, eccetera. Poi si accorgono. Risposta netta. Grazie a Ennio Casagrande, candidato sindaco con la lista Uniamo due comuni Tarzo Revinelago, per essere stato con noi. Il nostro appuntamento con 6 maggio si vota si conclude qui. Io vi ricordo l'appuntamento sempre in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e in diretta video sul sito vivetv.it per martedì prossimo 24 aprile. L'orario è sempre lo stesso, 12:15. Adesso vi auguro una buona continuazione con la programmazione di Radio Conegliano.